Cari amici, ben ritrovati. Come vedete con la freccia alle mie spalle, sta per passare una tappa di un giro ciclistico ed è il Giro del Friuli Venezia Giulia. Questa è la terza tappa. Io mi trovo in prossimità di Caneva di Tolmezzo perché fra più o meno un quarto d'ora dovrebbero passare di qua i ciclisti. Il percorso preciso non lo so. Adesso io mi trovo qua a fare allenamento, so che passeranno due volte. Penso di rimanere qua nei paraggi per prendere il primo passaggio e il secondo passaggio che prenderò lo prenderò nella green zone. Così vedrò dal vivo com'è questa zona ciclistica che mi incuriosisce molto e spero anche di ricavarci qualche borraccia, non lo so, ci proverò. Per adesso gironzolo qui, il mio allenamento oggi è tranquillo, dovevo comunque venire da queste parti, mi ha sballato un po' l'orario, ma non importa, sono pronto a vedere un po' di ciclisti all'azione. Questo è stato il primo passaggio, io mi trovavo, per chi non lo sapesse, sul ponte di Caneva. Se i ciclisti fossero andati dritti sarebbero arrivati a Tolmezzo, invece hanno girato in direzione di Zuglio. Ora, siccome è previsto un secondo passaggio sempre per queste strade, mi sto spostando a Terzo, perché a Terzo c'è la green zone, ovvero quella zona dove i ciclisti possono disfarsi delle borracce o delle varie cartacce che hanno accumulato con le loro barrette. Ed è una zona che mi ha sempre incuriosito, per questo mi sto recando lì. Adesso continuerò il mio allenamento perché il passaggio è previsto fra un'oretta e mezza e poi mi piazzerò lì in modo da poter seguire queste operazioni di gettare via la borraccia, le cartacce e magari riuscire a trovare una borraccia. Grande! Grande! Grande Teddy!
Beh, che dirvi amici, il giro è passato e ho raccattato un sacco di borracce, non avrei mai creduto. Ve le faccio vedere, per fortuna che ancora questi qua, che l'altro giorno ho fatto un viaggio abbastanza lungo, di alcuni giorni, quindi avevo bisogno di più borracce e quindi avevo per portarle. Vedete, ho preso questa qui della Red Bull Bora Hansgrohe, me l'ha tirata il ciclista, penso che si veda dalle immagini, poi quando le monto eventualmente le metto. Poi questa qua gialla è già mia, ero partito con questa qua, ho preso questa qui e poi queste altre tre, Bahrain Victorious, Arkea. Vedete, ho fatto un bel bottino di borracce, non mi aspettavo. Sono soddisfatto, io le tengo, non è che le colleziono, però ce ne ho parecchie, adesso le aggiungerò alle altre borracce che ho e poi ve le farò vedere tutte assieme. Bene amici, io vi saluto qua con questo vlog, grazie per avermi seguito anche in questo giro. Oggi posso dire Lukoral? No, come posso concludere? Oggi posso dire Lukoral ha visto il Giro del Friuli in bici. Un saluto in bici da Lukoral.